dicendo che le fake news sono sicuramente un problema, ma un altro problema della comunicazione di massa è anche la mancanza di determinate comunicazioni. Cioè? Prima si stava parlando del discorso dei vaccini. Pochi sanno esattamente da dove arriva il problema, perché si guarda la trave, non si guarda, o meglio, si guarda la pagliuzza, non si guarda la trave. Ora, pochi sanno che nel 2014 negli Stati Uniti, esattamente a Washington, durante un convegno della Global Security Health, mi sembra si dica così, l'Italia, che era rappresentata in quell'occasione dalla ministra Lorenzin e da Sergio Pecorella, mi sembra si chiamasse così, che era il presidente dell'AIFA, che è l'associazione delle associazioni legate al mondo farmaceutico, sono stati insigniti in quanto, anzi sono stati deputati ad essere i responsabili del protocollo di crescita dei vaccini per i 5 anni successivi, quindi per un fattore di esperimento vaccinale a livello mondiale. Tradotti in parole povere, l'Italia dal 2014 è stata deputata a sperimentare cosa voleva dire provare a fare una politica vaccinale differente. Questo ha portato a quello che abbiamo oggi. Pochi sanno, tra altre cose, che Sergio Pecorella, non mi ricordo esattamente il nome, da lì a poco, ribadisco era il presidente delle associazioni delegate al mondo farmaceutico, è stato inquisito per conflitto di interessi. Allora, una persona che era deputata assieme al ministro Lorenzin della Sanità a gestire un passaggio di questo genere, che era con un conflitto di interessi con le case farmaceutiche, è stato preso e buttato fuori dall'AIFA. Allora, queste cose dovrebbero far riflettere e purtroppo queste cose non sono comunicate. Cioè bisogna andare a cercare le informazioni per trovare alcune risposte. Dire è giusto o non è giusto ai vaccini, adesso io non voglio entrare nel merito. Però insomma anche la possibilità di Obama, in quell'occasione Obama ha detto, boh, perfetto, Obama, in quel contesto c'era Obama, sì. L'Italia sperimenterà questo processo di implementazione vaccinale. Un ministro e un responsabile dell'associazione hanno fatto da portavoce, hanno portato i vaccini che ci sono oggi in Italia, unico paese al mondo ad avere tutta questa serie di vaccini, e guarda caso poi questo signore è stato inquisito per conflitto di interessi. Io delle domande le porrei, ma mi porrei anche il problema, non soltanto le fake news, ma perché certa stampa, certe cose non le dice tutti i giorni, perché la gente vorrebbe saperne, credo.